basta questa certificazione, fatti una vita normale, dai. Ma devo studiare. Dormi. Sì, hai ragione. Bravo. Scusa, buonanotte. Buonanotte. Ho caldo. Sono anni bui nella galassia. Navi imperiali comandate dall'imperatore Gudo e dal suo discepolo Capitan Sitch bracconeggiano pianeti interi, rubando tutti i pesci, anche quelli sotto misura. Ormai tutta la galassia è sotto il dominio dell'imperatore Gudo e del terribile Capitan Sitch. Il dominio del lato oscuro della pesca è quasi completato. Un solo pianeta rimane da bracconare, un piccolo pianeta chiamato FVG-15, ultimo avamposto di speranza per un mondo libero ed una pesca serena e giusta. Marche Sky Terror, ultimo pescatore Jedi, è ora l'unica speranza rimasta alla galassia. Mio maestro, il nostro destino è quasi compiuto. Hai agito bene, mio giovane allievo. Conquista ancora questo pianeta e il lato oscuro della pesca sarà compiuto. Ormai nessuno può fermarci. Sono stati pescati tutti i pianeti della galassia. Fai attenzione, mio giovane allievo. La forza scorre potente in Marche Skyterra. Ora va e compi il tuo destino. Non percepisco la sua presenza. Ora nessuno potrà fermarmi. Prendi la tua canna laser e combatti. Che forza! La canna laser! Buona! Mamma mia, questa certificazione mi sta davvero uccidendo. Ciao a tutti amici della Gudo Terror, iniziamo subito la puntata con la prima vera sfida della domenica: sopravvivere all'alzataccia. Un vero pescatore della domenica non va mai a pesca prima di mezzogiorno, lo sappiamo, ma stavolta abbiamo deciso di darci qualche chance in più ed arrivare in pesca alle prime luci dell'alba. Partiamo con il favore delle tenebre a recuperare il nostro ospite di oggi, un ospite davvero d'eccezione, il Gudo Senior, che ci porterà a pesca di orate dalla barca nel golfo di Monfalcone.
Le luci dell'alba riflesse sul mare sono sempre uno spettacolo che cattura. Morbide sfumature cromatiche ed una leggera brezza marina ritemprano anche gli animi più stressati e ci godiamo davvero questo fresco momento, perché tanto lo sappiamo che tra qualche ora ci lesseremo come aragoste in pentola. Siamo a metà agosto infatti e oggi è prevista una giornata di sole, bonaccia piena ed un caldo torrido. Nonostante la levataccia non sia davvero propria del DNA di un pescatore della domenica certificato Gudo Terror, oggi c'è una combinazione davvero positiva che non potevamo davvero ignorare. Il cambio di marea in crescente coincide infatti con l'alba e il movimento creato dalle correnti marine insieme al cambio di luce diventa un mix davvero interessante, soprattutto per il nostro target di oggi, la pesca di Sua Maestà l'Orata. Calata una sola ancora, attendiamo che la barca si metta in pesca e nel frattempo iniziamo a preparare l'attrezzatura. Cominciamo a montare i terminali e a preparare le esche per l'innesco. Senti che bel rumore di mulinello, speriamo di sentirlo veramente. Questa frizione. Questi sono i bibi nostrani, finalmente finito il fermo pesca per le vongole e quindi riusciamo a trovare in commercio questi bei biboni che non hanno niente a che vedere con quelli francesi che si trovano in commercio a prezzi esorbitanti. Non li eschiamo interi, ma li tagliamo a metà. Quando taglieremo a metà questi simpatici maletti schizzeranno una quantità di liquido schifosissimo da tutte le parti, per cui prima di tagliarli diamo una massaggiatina al bibi nel punto in cui lo vogliamo tagliare. A quel punto lo tagliamo e riusciremo a preservare i suoi liquidi interni, che sono quelli che poi attirano il pesce. Neanche il tempo di escare che subito Gudo Senior parte con la prima ferrata. Dopotutto io sono qui che parlo e perdo tempo, ma lui no. Lui non aspetta, ma soprattutto non perdona. Ti serve il guadino? Ecco qua. La medaglietta. Cioè, quando dicevo prima che l'abbiamo portato perché a fortuna, non intendevamo fortuna, intendevamo proprio culo sfacciato. Non l'ho neanche lanciato, io non ho neanche lanciato. Adesso la prendo anch'io, porca miseria. Ma guarda, ma come si fa? Questo è più grande, questo è più bellino. Qua il guadino, No, si è staccata, no! Le orate hanno due tipi di mangiata. C'è la mangiata all'arembaggio, che significa prendono l'esca in bocca, partono, devi fare attenzione di prendere il volo della canna perché non parte in acqua. E poi c'è la tocca fastidiosa, quella tic tic, tic tic.
Ma non si era neanche accorto di averla attaccata, ma ti rendi conto? No. Ma dai, è un'orata che si è presa da sola. Ma dai, ma vergogna. Ma dai, questa mangia. Questa ha mangiato, che cavolo. Anche quella. Non fa niente, arrangiati, sono cose che ti. Arrangiati, questa salta. No, questa è piccolina. Questa è piccolina e la rilasciamo immediatamente. Ciao. 2, doppietta. Guarda. Cioè io quella piccolina, il 2. Bene, collaborano. Questa mattina collaborano. Dorata ha un apparato buccale molto duro, ha una dentatura veramente importante che ricorda un po' quella umana, sembra che abbia tanti piccoli molari, e la ferrata per cui deve essere decisa, bisogna ferrare, bisogna penetrare la sua corazza dentale. Poi la ciambella, mangiata qui in barca, pescando, con quel gusto di bibi e di corbola che hai nelle mani, assume un significato completamente diverso. Anche un gusto un po' diverso. Quel dolce salato che la mattina proprio ti stuzzica. Mi dispiace che hai mangiato, ma hai mangiato sulla canna di Fiorenzo e non è mica colpa mia. Dovevi mangiare sulla mia canna e non su quella di Fiorenzo. E ormai tarda mattinata e le orate iniziano a scarseggiare. E come se non bastasse, le poche mangiate sono tutte di piccoli pesciolini. Decidiamo quindi di spostarci di qualche centinaio di metri. Molte volte basta davvero poco per ritornare subito in pesca. Caliamo di nuovo le ancore e ci rimettiamo in pesca nella speranza che prima o poi, se non la nonna, almeno la sorellina più grande di quelle pescate oggi si decida ad aggredire le nostre esche. Ma ecco che di nuovo Gudo Senior nemmeno il tempo di lanciare e inizia subito a comandare. Kamikaze. Guarda. Ma dai, ma vergognati. Guarda. Ma come guarda? Ah! Giusto. Questo è il karma. Ancora una guffata e te vai in acqua. Ancora una guffata e te vai in acqua. Bella. Oh, bella.
Dopo questa cattura sufficientemente onorevole, l'alzataccia delle 4 inizia a farsi sentire, ma soprattutto ora fa un caldo devastante. L'unico modo di sopravvivere è dedicarsi allo sport nazionale triestino, il tuffo a clanfa. Ah, che goduria! Per il momento possiamo deporre le armi e ci diamo appuntamento tra qualche giorno. Ed eccoci qui, una nuova alba, una nuova levataccia, una nuova avventura. Questa volta anche il nostro irreprensibile certificatore Capitan Sitch ha voluto essere dei nostri. La marea questa volta non è proprio dalla nostra parte e le prime catture sono davvero dei pesciolini. In più oggi non siamo riusciti nemmeno a trovare i bibi nostrani e quindi ci adatteremo a pescare con corvole e con l'esca della domenica, la cara buona vecchia sarda. Dopo un inizio davvero deludente, ecco che sulla canna escata con la sarda parte una mangiata di quelle importanti e la giornata inizia a prendere una piega decisamente diversa. Bene Fiorenzo, sapevamo che la fortuna poteva arrivare solo da una parte, la tua. Tecnica, stile, capacità e colpo d'occhio. Queste sono qualità indispensabili. No, dilla tutta, stavi mangiando il panino, avevi il panino in mano e la canna è partita da sola e c'era lui attaccato da kamikaze. Non è tecnica, stile e capacità, è fortuna, anzi culo sfondato. Anche quella è tecnica. Ma Gudo Senior la chiama tecnica, sarà. Ma ecco che poco dopo anche sulla mia sarda arriva un bel pezzo di tecnica.
delirio di questa uscita di pesca non è ancora cominciato, amici, eh? Ecco infatti a boccare alla canna di Gudo Senior l'ennesima cattura suicida, bruta, viscida e per niente cercata. Uno sfuggevole grongo che non aveva nessuna voglia di entrare nel nostro guadino. Un nuovo film della Gudo Terror, gronghi per sbaglio. Ma se doveva essere una persona, c'era già un nome. C'era già un nome. Guarda. C'era già un nome. Guarda. Ma non è la Alla tua sarda. sarda. No, non è la tua sarda in bocca. Ha un altro pesce in bocca. Cos'è che hai in bocca? Un'orada. Mamma mia. Avevo preso Incredibile. l'orata piccola e lui si si è è mangiata l'orata. Incredibile. Cioè, Guarda. capisci? Cioè, Guarda, capite? guarda la coda. Tecnica, stile, Sì, capacità. tecnica, stile, capacità. Guarda con la coda. Guarda. Cioè, questa era la vera preda che aveva catturato Fiorenzo. Ecco, questa mini orata inutile. Lui l'ha presa, non si è nemmeno accorto di averla presa. Cioè, questa era la sua cattura, non si era nemmeno accorto. Poi è arrivato lui, il pirla del giorno. È una tecnica di attesa. Sì, tecnica di attesa. Allora, prendi qua Tecnica di e adesso attesa. divertiti con la tecnica di attesa. Adesso il divertimento è tutto tuo. Tieni. Mamma mia, guarda che roba. Guarda che... Il divertimento è tutto tuo. Io cambierei la pinza. Allora, guarda, io ho una pinza più grande. Per i maxi. Allora, prima estrapoliamo l'orata con un'operazione chirurgica. Allora, aspetta. Vuoi che io tengo il grongo e tu fai l'operazione di ortodonzia? Tanto questa orata forse è ancora viva, povera! La sento urlare. Mamma mia che roba. Guarda che roba. Guarda. Cioè, quindi lui adesso dentro Guarda. Mamma mia. Però questa era comunque quella con la sarda, per cui lui si è mangiato la sarda, Sì. l'orata, tutto. Ecco. Avete soltanto da imparare. Quello è di sicuro. Però dai. Vai, Capitan Sitch, corbolizzati, che adesso tocca a te prendere il pescione. Vai. E mentre Capitan Sitch non si rassegna e pretende anche lui la sua cattura di qualità, io e il Gudo Senior, ormai consapevoli che meglio di così non poteva andare, iniziamo a rilassarci e a distrarci con altro. Ma le sorprese oggi non erano ancora finite. L'ho ferrata io, Anche Anche in questa questo l'ho ferrata caso. io. No, questa non è una ferrata. Questo. È un bananone. Oggi è davvero senza tregua. Mentre ci stavamo riprendendo dal grongo golosone, la mia canna parte a razzo e la riusciamo a prendere letteralmente al volo. Hai visto come l'ho afferrato? E di nuovo con la sarda, Questa qua è scatta con la sarda. Mamma mia, cosa c'è qua? Ho il grongo della vita. Speriamo che non sia tartaruga carretta. No, la tartaruga no. Ho capito. Qua manca solo lei, Pure, ma. Mamma mia! Allora, con queste canne qui è bello perché sono canne morbide. A me Piano, ho sempre piano. detto che mi piace moltissimo pescare con le canne morbide. Però, insomma, il bello è anche questo, che insomma contrastano comunque le testate. Che roba. Piano. Poi un grongo da paura. Oh, sarà un cavedano. Un cavello, Una carpa. Una carpa. Piano. Mamma mia! Non sta andando più. Accompagna le fughe. Diciamo che la canna morbida comunque attenua le testate. La frizione è chiusa, ma non appena tira un po' di più può tranquillamente andarsene. Ma che cosa ho ferrato? Non so. Cioè, adesso ti dico, ho un grongo da veramente di quelli importanti. O potrebbe essere una pastinacca, E
potrebbe essere una cosa veramente Una razza. Pastinaca. La pastinaca. Mamma mia, che grande! Niente telecamera. Guarda! Mamma mia, che bella. No, adesso spezza la canna! Aspetta, no! Mamma mia! Ai, schifosa! Aiuto! Occhio al pungiglione. Sì. Vieni su che là. Adesso guadagniamo. Sì, non è tanto d'accordo però sul fatto di guadagnarla. Con calma, vediamo di non perdere e di vedere questo pesce, che non è un pesce. Visto? L'abbiamo visto. Adesso cerchiamo di tirarlo a bordo. Dai che viene. Dai che viene. Mamma mia, guarda la canna. Punta al fondo. Vai. Sono diversi chili di pesce, Questa... Sono diversi Mamma chili di mia, pesce. devo aprire un po' di più. No, non ne vuole sapere. Diciamo che la canna è abbastanza al suo limite, sto sudando. Dai. Comanda lei, non è che possa decidere granché. Mamma mia, vai! Ah. Guarda che roba. Guarda che roba. Che peso. Questa è... Non sai mai cosa può venire. Guarda, è merito di questa facciona qua. E lui è il sommo. Ci ha benedetto. Benedetti noi siamo nel suo nome. La nostra delirante giornata volge al termine, amici Goody, e salutiamo il nostro mare che oggi è stato davvero generoso. Questa era la nostra ultima prova e ora non ci resta che festeggiare perché abbiamo superato tutti e 5 gli step per la certificazione europea e da oggi in poi potete ufficialmente chiamarci pescatori della domenica, certificati. E che cosa c'è di meglio se non festeggiare questo traguardo con i frutti della nostra onesta giornata di divertimento? Tra una strimpellata e l'altra, lo scoppiettio della legna sul fuoco, la cena è quasi pronta e poi via subito a preparare le valigie perché abbiamo un masterclass estivo in Val di Non che ci aspetta. Ma ora è finalmente arrivato il momento di mangiare e vi salutiamo tutti fino alla prossima puntata. Tre, 2, 1, via!